Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo con un protagonista assoluto dell'attualità, perché esattamente venerdì scorso, venerdì 25 novembre, è finito il bonus 110%. In tanti commercialisti, operatori del settore hanno tentato fino alle ore 24 di entrare nel giro di una legge che ha modificato in maniera sostanziale gli ultimi 2 anni nel mondo dell'edilizia. Ne parliamo con Pietro Murru, che è il direttore regionale di Edilcassa Regione Sardegna. Quanto ha rappresentato per voi il super bonus 110% negli ultimi 2 anni? Beh, c'è stato un boom dell'edilizia in tutti i sensi, che ha riguardato ovviamente il mercato del lavoro. Gli ultimi 2 anni, dopo la botta del 2020 dovuta alla pandemia Covid, abbiamo avuto un incremento del 20% nel 2001 e rinnovato un altro 20% nel 2022. Quindi 2021-2022 un incremento di circa il 40% delle aree lavorate. Una rivoluzione in positivo che ci ha riportato indietro al 2012, come in termini di ore lavorate, al 2012 noi siamo tornati indietro e il 2012 era un anno in cui noi, a partire dal 2007-2008, crisi del subprime americano, noi avevamo perso il 60% delle ore lavorate, quindi noi oggi siamo tornati indietro al 2012. Quindi un grande salto in avanti. Benissimo. 25 novembre, venerdì scorso, si blocca il 110%, ci sarà un mese di pausa, questo mese di dicembre, dopodiché si riparte col bonus al 90%, ma con dei requisiti fondamentali che cambiano. Il primo, sono ammessi i condomini. Il secondo, sono ammesse le villette, le case unifamiliari di proprietari che abbiano un reddito entro un ISEE di 15.000 euro. Mi spieghi, Murru, come fa un proprietario di una villa, di una villetta, avere un ISEE di 15.000 euro? Diciamo che fa un po' ridere, giustamente, però ci sono quelle fasce di popolazione che hanno, vuol dire, sono acquisiti degli immobili quando erano in attività, adesso magari sono pensionati, hanno una piccola pensione, magari ci rientra anche questa categoria. Ora non bisogna, come dire, anche un bonus al 90% è una gran cosa, cioè il 110 era un attimino fuori dalle regole, fuori dalle norme, cioè faceva un po' sorridere che a fronte di un 100 di costo mi riconoscevi 110. Si era scettici, poi hanno cercato di ingabbiare la legge con il fatto che non era semplice trasferire i crediti fiscali. Ora, col 90%, voglio dire, è già un'agevolazione che può comunque continuare a dare un impulso. Non sarà una cosa dirompente, però insomma, si andrà avanti.
nel senso che col 90% comunque calerà anche la pressione relativa ai costi dei materiali, quindi non ci sarà, per altro verso c'è il problema è vero, c'è difficoltà a trasferire i crediti fiscali, qualcosina è aumentata a livello di tassi di interesse, però secondo me il trend prosegue, anche con l'90% di... Le ho fatto la domanda che riguardava in modo particolare le definite ville, villette unifamiliari, perché il 75% del super bonus 110% negli ultimi 2 anni è stato acquisito da queste unità. Ma in effetti tutti quelli che avevano visto che c'era questa agevolazione, chi aveva la proprietà della casa e la possibilità di anticiparsi i lavori, perché questo è il discorso, che sono tutte una fascia di popolazione, ceto medio borghese, chiamiamolo così, che ha approfittato ad efficientarsi la casa al mare o la villa con le agevolazioni relative a quei lavori che rientravano nel 110 e quindi, voglio dire, era abbastanza scontata questo fatto, che ne avrebbero usufruito soprattutto loro. Parliamo di una legge che ha visto movimentare in maniera importante il mercato dell'edilizia, sì, ma 8 su 10 dei lavori fatti negli ultimi 2 anni riguardano il super bonus. Soprattutto riguarda ci si chiede, ma come mai i 38 miliardi che sono il costo del 110% si potevano impiegare per ristrutturare, per efficientare scuole, ospedali e diverse opere pubbliche. Allora, il problema qui è che lo Stato non ha la capacità di progettare in tempi così brevi, mentre il privato o anche il condominio, anche se già nel condominio entrano dinamiche relative ad assemblee, sappiamo bene che non è semplice. Anche se ti regalano un'opera non è semplice. Io per esperienza in un condominio non siamo riusciti a portare avanti l'operazione perché c'erano da spendere 2.000 euro come parcella dell'ingegnere che doveva fare una serie di verifiche al catasto. E il lavoro totale a quanto aumentava? Il lavoro totale sarà stato di 400-500 mila euro, però i condomini non si è riusciti a trovare l'accordo per mandare avanti un'opera che ci sarebbe stata regalata. Comunque, di questi 38 miliardi, 500 milioni sono arrivati in Sardegna. Con il 90% il trend positivo continuerà. Il trend positivo continua con un maggior costo degli interessi, ma un minor costo dei materiali. Il problema sarà... C'è anche un problema, oggi c'è anche un problema di manodopera specializzata, questo c'è anche in Sardegna, non parliamo del resto d'Italia. Perché? Perché non si formano più i giovani sono riluttanti a entrare in edilizia, a entrare in un settore come l'edilizia, che viene considerato un settore molto marginale. E poi c'è l'assenza totale... L'industria della Sardegna. Sì, e c'è l'assenza totale della formazione professionale, che già dal 2004, parliamo della Giunta Soru, la formazione professionale è stata rasa al suolo. Era giusta una riforma, invece è stata rasa al suolo, per cui oggi non ci sono più le scuole edili che... facevano un lavoro relativamente alla formazione delle maestranze. Direttore Murru, siamo alle battute finali. Un'ultima cosa. In questi 2 anni, grazie al super bonus 110% che obbligava l'impresa a fatturare ogni cosa, ha provocato e ha portato una riemersione dal nero. Il dato parla da solo. Noi passiamo, se parliamo in termini di ore lavorate, da 6.800.000 ore lavorate a 10 milioni di ore lavorate, cioè voglio dire,
Stiamo parlando di un incremento del 40%, e questo è il risultato del 110, così come diciamo così, del privato, che è stato sospinto dal 110, e poi anche adesso si spera anche nel PNRR, che darà il via a tutta una serie di lavori, e quindi il mercato dell'edilizia è destinato nei prossimi anni a continuare quel trend di crescita. Io sono certo che non arriveremo mai ai livelli del 2008, però già a questi livelli come ha detto bene lei, è il primo settore industriale della Sardegna. Si spera che possa continuare, anche perché è uno di quei settori in grado di dare risposte al mercato del lavoro, posto che dal 2024, non dimentichiamocelo, che dovrebbe sparire il reddito di cittadinanza, per cui molti giovani giocoforza dovranno tornare a pensare che si dovranno guadagnare da vivere lavorando. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo e di Tele Sardegna. Oggi il nostro percorso ci porta sulle strade della Malvasia, la Malvasia di Bosa, della zona della Pranaggia della Sardegna, e siamo qui da Epule, l'Accademia Internazionale Appoggio dei Pini, che ha come presidente Angelo Concassi. Allora andiamo a conoscere i protagonisti di questa giornata culturale fondamentale per l'enogastronomia sarda e soprattutto la presentazione del libro e di tutto quello che ha a che fare con le strade della Malvasia. A fra poco. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire
félocile. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si Eccoci, siamo con Angelo Concas, presidente dell'Accademia Internazionale Epule. Un altro percorso culturale con un mito. Eh sì, il mito del Malvasia di Bosa. E in questo caso ci ha pensato l'enologo, storico e scrittore Enzo Biondo a dare voce a questo vino in questa giornata. Ma in questa giornata vedremo i padri, diciamo, chi sta portando avanti il nome del Malvasia, Angelo Angioi, presidente della strada del vino Malvasia, e poi c'è anche il consorzio che oggi sarà rappresentato dal direttore enologo Aldo Buiani. Quindi parleremo di Malvasia a tutto tondo, racconteremo il Malvasia, vino del Mediterraneo da uve aromatica, bacca bianca, e poi tanti accostamenti con il Malvasia ossidativo, con il Malvasia dolci, ma con il Malvasia da tavola secchi, che abbineremo a un primo piatto fatto qui in show cooking da Lello Azzeni, dall'Enoteca Cagliaritana, e dallo chef Paolo Milani, che tutti quanti conoscono per 30 anni al Forte Village come appunto executive chef. Questo tutto in diretta davanti ai nostri ospiti. La cosa carina sarà che dopo appunto partiremo agli ossidativi, abbinandoli a dei formaggi, per poi degustare il Malvasia di Bosa dolci o semidolci, abbinandoli appunto a un formaggio erbolinato, a del cioccolato fondente e così via. La cultura quindi da Epule continua e continua con l'abbinamento principe per la nostra Sardegna, quello enogastronomico che poi rispecchia fortunatamente il turismo esperienziale. Eh sì, rispecchia il turismo esperienziale di cui io, non so se tu ti ricordi, sono il responsabile nazionale della FIGET appunto per il turismo esperienziale enogastronomico. Noi facciamo tutto quello che possa appunto colpire un turista. Noi scriviamo, abbiamo una testata giornalistica, cerchiamo di far conoscere al meglio quello che la Sardegna riesce a dare come prodotti, quindi dati dalla nostra terra, ma soprattutto quello che può essere l'accoglienza abbinata ai sapori, dove tu vedi i tesori che possono essere i nuraghi, le case del Domus de Janas, tutto quello che sono le bellezze della Sardegna, terra unica per certi versi. Cerchiamo di abbinare questo turismo esperienziale enogastronomico. Bene, allora questo percorso continua, andiamo a conoscere i protagonisti, il dottor Enzo Biondo, ci faremo raccontare come è nata l'idea di scrivere questo libro sulla Malvasia. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si Ci ha raggiunto il dottor Enzo Biondo, enologo, scrittore, storico della viticoltura in Sardegna. Dottore, buonasera. È nata questa sua nuova creatura, questo libro sulla Malvasia? Sì, è uno dei tanti libri che ho scritto in Sardegna. Precedente a questo ho parlato delle Vernaccia. Sono vini che a me piace esaltare perché è bene che li facciamo conoscere anche attraverso gli scritti, non soltanto berli, ma è bello anche poter leggere qualcosa che riguarda non solo
il vino, ma che riguarda anche i produttori, perché è giusto parlare anche di loro. Questo è quanto a me piace fare e questa volta ci sono riuscito ancora di più. Dottor Biondo, i suoi libri hanno sicuramente una base tecnica che risulta affascinante per gli addetti ai lavori, però lei poi riesce anche a raccontare quella che è l'essenza dei territori, delle persone e dei vini stessi. Beh, ma se uno scrive un libro che riguarda la Sardegna, dobbiamo anche parlare non solo di ciò che concerne la vitivinicoltura, dobbiamo parlare anche di che cos'è la nostra bella Sardegna, perché la nostra bella Sardegna, non so, ne parla sempre pochissima gente. Io mi sento sardo ogni volta che parlo con altre persone che vado in giro per il mondo e mi chiedono: ma scusi, lei di dove? Sono dalla Sardegna, mi dica la Sardegna, dov'è la Sardegna? A momenti non sanno dov'è la Sardegna e questo a me dà un fastidio terribile. Allora la voglio esaltare questa Sardegna, come posso farlo? Attraverso i libri. Bene, questo è un messaggio che deve arrivare anche alle istituzioni, che si danno tanto da fare, però c'è davvero ancora molto da fare, perché questi gap dovrebbero sparire. Beh, c'è molto da fare, io spero che anche gli altri lo facciano, che non lo faccia soltanto io. La Sardegna va raccontata, sì, c'è molti racconti si fanno della Sardegna, ma questo nel settore, che tra l'altro è il mio settore, il vitivinicolo, è poco raccontato. Ecco, questo è una di quelle cose che invece bisognerebbe cercare di risolvere. E siamo qui con Angelo Angioi, Malvasia, la strada della Malvasia, è un percorso straordinario della Planargia. Certo, è un percorso straordinario della Planargia, è la prima strada del vino che è nata in Sardegna, è stata istituita nel 2002 dall'allora Comunità Montana Marghine Planargia di Macomer. Abbiamo costituito l'associazione, io sono il presidente di questa associazione e appunto ci occupiamo di divulgazione e di valorizzazione del territorio appunto dove si produce la Malvasia di Bosa. Nelle zone autoctone della nostra cara Sardegna la Malvasia si ritaglia anche un percorso internazionale con i premi piuttosto che con i riconoscimenti non solo sardi ma anche italiani. Il vostro lavoro in questo momento è posizionarsi dove? Ma il nostro lavoro, diciamo, come prodotto soprattutto è abbastanza limitato. Ci sono le aziende magari che sono nate prima, negli anni 70, negli anni 80 e quelle hanno già un mercato internazionale. Le altre, diciamo che possono essere il 60% delle aziende presenti, sono più che altro presenti a livello regionale, qualcosa timidamente si vende nella penisola, però poca roba. Il mercato internazionale è molto lontano e ritengo sia ancora lontano perché noi abbiamo una produzione molto limitata. La maggior parte del prodotto viene esitato sul mercato turistico, quindi nel territorio vengono direttamente i turisti da noi e quindi noi abbiamo soprattutto questi sbocchi. Presidente, prima di lasciarla alla degustazione, la serata sta prendendo ritmo, diciamo così, cosa bisogna fare per tutelare questi prodotti che oserei dire non di nicchia ma esclusivi della nostra Sardegna? Ma io penso si stia già facendo tanto. Innanzitutto noi stessi produttori ci stiamo tutelando perché miriamo alla produzione di un vino che mantenga le caratteristiche tipiche della varietà, tipiche del territorio, sia sempre riconoscibile in ogni momento nonostante le annate siano diverse anche l'una dall'altra. In più ci stiamo associando in maniera diversa perché esiste anche un consorzio di tutela, tanti consorzi di tutela, non solo quello della Malvasia di Bosa, ultimamente è nato anche quello della Vernaccia di Ristano, ma c'è anche quello del Cannonau, del Vermentino eccetera, quindi tutti noi produttori stiamo valorizzando queste nostre nicchie attraverso questi consorzi di tutela. Da questo evento culturale che ha visto prendere forma e interesse
su un altro prodotto principe della nostra Sardegna, la Malvasia. Noi da Poggio dei Pini ci spostiamo per un altro evento da un valore immenso, che è la vita. In occasione della 25esima giornata internazionale contro i femminicidi, anche qui da Epule è stata realizzata una postazione che ricorda questa giornata internazionale contro i femminicidi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Da Poggio dei Pini, dall'Accademia Internazionale Epule, ci siamo trasferiti a Cagliari, nel porto di Susico, dove fra poco avrà inizio questo evento che è dedicato alla giornata internazionale del femminicidio. Questa serata sarà all'insegna di operatori che si riuniranno a una cena buffet per devolvere poi una parte di questo ricavato alle associazioni del Comune di Cagliari per il sostegno alle vittime di femminicidio. E insieme al nostro Antonio Carta non ci resta che andare a vedere i protagonisti di questo evento, l'imprenditore Danilo Aversano, che è stato uno degli organizzatori e l'autore di questa serata, che vedrà protagonisti tra l'altro autorità civili, militari, religiose, ma soprattutto artisti sardi che si presteranno a questo evento speciale di solidarietà. Assolutamente sì, questa sera realizziamo un evento unico, credo, nell'ambito cagliaritano.
laddove la nostra società ha organizzato questo evento grazie soprattutto al stimolo dato dai nostri collaboratori, o meglio tutto il personale del nostro locale ha lavorato con sinergia da oltre un mese cercando di creare un evento e coinvolgendo tutte le conoscenze nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte, della musica, della politica, al fine di creare questo grande evento raccolta fondi per le associazioni di categoria che proteggono le donne nel campo della violenza. Doneremo parte del nostro ricavato al Comune di Cagliari, che come ente pubblico ha dato patrocinio alla nostra iniziativa, e ovviamente noi, essendo dei privati, non sapremo a chi devolvere questi denari. Ci penserà il Comune di Cagliari, devolveremo un quarto di tutto il ricavato della serata, ivi compresa la vendita all'asta di questa meravigliosa scarpa realizzata da un noto artista locale, oltre che tutte le altre più piccole miniature di questa scarpa rossa. In questo caso abbiamo realizzato una gabbia, che è la scarpa da donna con tacco 12 in proporzioni giganti, simbolo della femminilità e dell'eleganza femminile, laddove non dovrebbe essere mai nascosta, a scapito del rischio che si potrebbe correre nella vita di tutti i giorni. La donna, nella sua massima espressione, deve essere libera di manifestare, libera di circolare, libera di interagire con il sesso maschile. Oggi, ancora oggi, purtroppo se ne sentono tutti i giorni di casi di violenza, di tormenta e anche di violenza psicologica, non solo fisica. Un aspetto da non sottovalutare. Noi come imprenditori, noi come dipendenti della mia azienda abbiamo tutti lavorato per realizzare questo evento. Oggi abbiamo partecipato al flash mob presso la scalinata di Bonaria per dire no alla violenza contro le donne. Grazie. Ci ha raggiunto Emiliana Scarpa e per noi di Panorama Sardo è anche un piacere, perché è la nota chef pizza che ha vinto a Napoli il premio internazionale Sorbillo. Emiliana, oggi un evento speciale di solidarietà, cultura, ma soprattutto tra le tue mani c'è un simbolo. Buonasera a tutti. Sì, abbiamo il simbolo della scarpetta rossa, che è il simbolo della donna violata, della donna abusata, della donna che è stata privata della sua libertà. E questo tra le mie mani significa comunque voler sperare che non dobbiamo più sentire di donne ammazzate per mano di uomini. Siete stati protagonisti anche di un flash mob per quanto riguarda appunto questa giornata, che dovrebbe avere i riflettori accesi tutto l'anno. Esattamente, però sai, abbiamo deciso di gridare ad alta voce sulle scalinate di Bonaria, che comunque rappresentano un segno di libertà. Abbiamo deciso di riunirci e di gridarlo forte, perché è necessario più che mai una sensibilizzazione a livello sociale. Questo è un problema che riguarda tutti e tutte, nessuna distinzione. Emiliana, l'opportunità di poter lavorare in un contesto dove c'è la tranquillità, c'è il rispetto, ma soprattutto c'è la valorizzazione della donna. Lei da poco è diventata una nuova icona della nostra Sardegna. Lei è nativa di Iglesias, va in giro per il mondo, si ferma a Napoli, che è la patria della pizza, vince il premio mondiale. Come bisogna fare per far sì che questo sia uguale per tutti? Innanzitutto credo nella formazione, credo nella determinazione e credo anche che sia necessario il rispetto della persona. Solo attraverso quello possiamo veramente arrivare a raggiungere degli obiettivi importanti, come una donna pizzaiola che vince il premio più ambito a Napoli. Ringraziamo Emiliana Scarpa e noi continuiamo con Panorama Sardo e con Antonio Carta a documentarvi questo evento.
siamo in prima linea anche noi, è un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso. Spero che queste iniziative possano contribuire a risvegliare le coscienze delle persone, perché in alcuni casi ancora oggi sono fenomeni veramente disgustosi. Questa sera l'evento vedrà protagonisti artisti sardi, imprenditori di Cagliari, autorità militari, civili e religiose, ma soprattutto una parte del ricavato andrà per i centri di sostegno al femminicidio. Il dato di Cagliari purtroppo rispecchia quello del nazionale, però c'è tanta accoglienza da parte dei vostri centri con la possibilità di intervenire alle chiamate. Sì, di sicuro tanta solidarietà, tanta accoglienza, anche la collega Viviana Lantina delle politiche sociali lavora tanto su questo e sono tanti gli interventi, anche la mia collega Stefania Alloi che è consigliere di parità, lavora tanto su questi temi, siamo veramente sul pezzo e quindi su questo ci fa ben sperare anche per l'immediato futuro, noi comunque siamo presenti. Ci ha raggiunto la dottoressa Stefania Alloi, presidente delle pari opportunità del Comune di Cagliari, nonché madrina di questo evento speciale. Dottoressa, buonasera, benvenuta. Buonasera, buonasera. Sono molto contenta di essere qua. Stamattina in Comune abbiamo presentato Feminas Cagliari contro la violenza 2022, Donna, Vita, Libertà, dedicata alle donne iraniane. Ecco, all'interno di questo calendario, che ormai è un appuntamento ricorrente dal 2019, quando la mia commissione lo ha istituito, all'interno di questo calendario ci sono tutte le iniziative che le associazioni hanno proposto e propongono per questo periodo, e anche il Sea Flower si è proposto con un duplice evento. È proprio una raccolta di artisti per sensibilizzare su questo fenomeno molto molto importante, una piaga della nostra società che vede le donne vittime, e con un altro aspetto, ossia una raccolta fondi che poi verrà destinata ai centri antiviolenza. Non possiamo che essere orgogliosi di iniziative di questo tipo che vanno a toccare quello che è un problema cruciale della nostra società, quello della violenza, anche se a me personalmente non piace soffermarmi sulla donna vittima di violenza. La violenza è un episodio, ecco, lasciamolo lì, ci deve essere il riscatto della donna. La donna non è una vittima, la donna deve riprendere in mano la sua vita, deve avere gli strumenti per riprenderla in mano e deve essere parte attiva della società. Dottoressa Alloi, un dato nazionale purtroppo è un po' emblematico, anche sconfortante, perché c'è un episodio di cronaca ogni 3 giorni di questa piaga, possiamo definire questa piaga ogni 10 minuti. I centri di ascolto a Cagliari e in tutta la Sardegna hanno avuto anche loro, come l'incremento nazionale, l'80% di segnalazioni, quindi si sta lavorando bene da un punto di vista informativo, non c'è più quel gap di non denunciare. Allora, diciamo che questa pandemia ha anche cambiato, ha rimescolato un po' le cose. Se noi pensiamo comunque che al 23 le vittime erano 104 su scala nazionale, questo ci deve far pensare. Però che cosa è successo? Durante la pandemia c'è stata un'implosione nelle famiglie, perché le donne non potevano scappare, non potevano andare via, erano costrette a stare e a vivere con il maltrattante. E questo ha fatto sì che si trovassero altre risorse, altre modalità per venire fuori dalla violenza. I centri di ascolto hanno funzionato 24 ore su 24, raccogliendo non solo le chiamate delle vittime, ma anche di parenti, di amici, di vicini. I centri di ascolto nelle scuole hanno raccolto il grido di aiuto dei bambini vittime di violenza domestica. Queste donne erano senza requie, perché prima il marito andava a lavoro, almeno un attimo di pace ce l'avevi, no? Poi invece con la pandemia tutti a casa senza pace, quindi si sono dovute trovare altre modalità, il chiamare una pizza un po' particolare, l'andare in farmacia, chiedere una mascherina rossa, insomma le modalità sono state differenti e hanno fatto sì che però questo vaso di Pandora si scoperchiasse, e anche la vergogna di denunciare, diciamo che
un pochino è diminuita. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Una lettera aperta con l'istanza alle istituzioni della Regione firmata da AGC Solidarietà, Confcooperative Feder Solidarietà, Lega Coop Sociali Sardegna, Associazione Centri Riabilitativi Sardi, ANFAS e UNEBA Sardegna, con l'appello a procedere all'adeguamento delle tariffe del sistema sanitario, sociosanitario e socioassistenziale e salvaguardare il diritto alla cura e all'assistenza dei cittadini. Nella lettera si sottolinea che in questi mesi, mentre la discussione nazionale ridisegna le reti territoriali di cura e lavoro alla riforma di un sistema innovativo per la gestione della non autosufficienza, garantendo diritti e piena cittadinanza alle persone con disabilità, l'iniziativa della Regione Sardegna risulta inadeguata rispetto alle reali esigenze e necessità. Le associazioni, nella loro specifica funzione di organizzazioni di rappresentanza e di attori interni al sistema, facendo riferimento a tutti i precedenti documenti ed alle comunicazioni già portate all'attenzione delle istituzioni regionali, rivolgono un forte e urgente appello affinché vengano intraprese tutte le misure necessarie a scongiurare il collasso dell'intero settore. Infatti, nell'ambito del sistema sanitario accreditato, nella riabilitazione globale e nelle strutture residenziali e non,
anziani, minori, soggetti con dipendenze e disturbi della salute mentale, è ormai impossibile sostenere i costi per la gestione dei servizi. Il sistema rischia di saltare, compromettendo la vita, la salute e il futuro di tante persone. Le ragioni sono diverse. Le associazioni si limitano a ricordare quanto siano stati devastanti gli effetti di una pandemia generata da circolazione del virus Covid-19 e quanto la speculazione energetica a seguito del conflitto Russia-Ucraina abbia inciso sulla gestione ordinaria dei servizi. Mentre si discute di una profonda riforma dei servizi territoriali, i servizi che oggi garantiscono cura, salute alle persone sono fondamentalmente in una situazione di estremo totale, perché i costi aumentano e noi viviamo con un sistema tariffario che in molte situazioni è fermo al 2011 e nel mentre è aumentato il costo della vita, sono stati rinnovati i contratti di lavoro che sono fondamentali per garantire servizi di qualità, il Covid. Adesso anche l'emergenza della guerra tra Russia e Ucraina ha fatto lievitare costi di gestione, costi del personale che non sono più sostenibili e rischiamo di arrivare col cavallo completamente azzoppato. Concretamente l'intervento che voi chiedete qual è? Ma noi pensiamo che innanzitutto vadano fatte due cose. La prima d'emergenza, e visto che la Regione sta discutendo della legge Omnibus e poi dovrà discutere la finanziaria, si possa provvedere subito ad un adeguamento del sistema tariffario sulla base dell'aumento del costo della vita. Ci sono gli indici FOI dell'Istat che possono essere presi a riferimento per incrementare e correggere subito le tariffe oggi vigenti. Poi serve un lavoro invece di approfondimento con tutti i soggetti che operano nel campo per aggiornare il sistema tariffario nella sua coerenza complessiva, perché oggi non c'è alla fin dei conti un vero coinvolgimento di tutti i nostri soggetti e molte volte le tariffe che vengono fuori sono costruite probabilmente più con una logica di risparmio economico che sul riconoscimento effettivo del costo del servizio, della qualità dei lavoratori che operano e complessivamente poi della qualità organizzativa dei soggetti che sono impegnati nel settore. Giancarlo Maurandi, con lei parliamo di RSA. Sì, le RSA sono un segmento del socio-sanitario direi strategico per la rete sanitaria della Regione Sardegna. Sono 14 strutture operative, quindi accreditate. Hanno 32 milioni di euro di budget, quindi sono soldi che dico importanti e sono strettamente collegate attualmente agli ospedali. Dico attualmente perché ovviamente la pandemia non ha fatto altro che accentuare questo collegamento che già prima esisteva. È logico che anche le RSA soffrono pesantemente della situazione che dopo 2 anni e mezzo di Covid e attualmente a causa della congiuntura internazionale si è venuta a verificare. Quindi noi chiediamo sostanzialmente che ovviamente le tariffe vengano adeguate perché queste strutture accolgono pazienti ad alta intensità sanitaria, quindi sono pazienti complessi. E quando dico alta intensità sanitaria intendo dire i pazienti SLA, i pazienti terminali, i pazienti comatosi, quindi pazienti che provengono dai reparti di alta intensiva degli ospedali. Necessariamente è importante quindi attivare, come ho detto prima, l'adeguamento delle tariffe, perché questa è essenzialità e immediatezza. E dopodiché è straordinariamente importante e necessario attivare un tavolo tecnico, perché solo col tavolo tecnico tu puoi andare a discutere con la controparte istituzionale per riorganizzare, rideterminare quali sono i parametri e comunque le linee di indirizzo e quindi di erogazione del servizio di questi soggetti accreditati. Voglio precisare, voglio evidenziare che le RSA in Regione Sardegna sono strutture accreditate sanitariamente, quindi hanno quei requisiti richiesti, che siano essi strutturali, tecnologici, ma soprattutto organizzativi, e che sono, diciamo, hanno una più elevata entità rispetto all'ambito nazionale, dove in alcune RSA per esempio troviamo l'accesso del medico di famiglia rispetto alle RSA della Sardegna che hanno addirittura il direttore sanitario come vuole la regola di accreditamento.
Antonello Pili, parliamo dell'impatto che ha avuto, che sta avendo, che dovrà avere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul terzo settore. Allora, un impatto molto importante per quanto riguarda anche la Regione Sardegna. La Regione Sardegna, posso dire che rispetto alla missione 5-6, cioè vuol dire la missione sul sociale, la missione sulla salute, è altamente strutturata e organizzata secondo le linee guida del PNRR. Quindi tutte le politiche sociali e sanitarie coincidono in due strumenti fondamentali che sono i PLUS, i cosiddetti ambiti territoriali sociali sul PNRR, e distretti sanitari, cosa che in altre regioni non esiste. Quindi dobbiamo sfruttare assolutamente questa opportunità strutturata e organizzativa che è già in essere qui in Regione Sardegna per sfruttare tutta l'organizzazione. Una cosa di fondamentale importanza legata anche a questa iniziativa è che la sanità dialoghi con il sociale, le due cose devono andare di pari passo, non è più possibile trovare due sistemi differenziati dove la sanità preclude l'integrazione sociale. Il PNRR unisce questi due elementi di fondamentale importanza, in cui l'univocità è la persona che ha problemi di carattere patologico di salute, ma c'è anche delle problematiche sociali, quindi va preso un'unica soluzione per trovare le risposte adeguate. E con Gianluca Carboni ritorniamo sul tema tariffe, che è quello che vi ha spinto a preparare questa lettera, a spedire questa lettera all'assessorato alla sanità. Sì, il tema tariffe per noi rappresenta una condizione sine qua non, perché i centri di riabilitazione come quelli di ANFAS hanno bisogno di programmare le proprie attività a beneficio delle famiglie e delle persone con disabilità, e questa programmazione necessita di basi solide. Per noi la tariffa rappresenta a tutti gli effetti la copertura di tutti i costi che i servizi sociosanitari comportano, con l'aumento vertiginoso di tutti i costi certificati dai rinnovi contrattuali che hanno appunto comportato un 16% di aumenti del costo del personale e un 16% anche di aumento degli altri costi generali, quindi parlo di utenze, manutenzioni eccetera. Abbiamo una tariffa vigente che è ancora ferma al 2011. Quindi per noi poter programmare e garantire i servizi significa prima di tutto ottenere da parte del Consiglio regionale, delle istituzioni, la garanzia che venga inserita nella normativa attuale un provvedimento che prevede un adeguamento delle tariffe proporzionalmente a quelli che sono gli aumenti dei costi. Quindi è un principio di natura logica, ma sulla quale si collegano ovviamente i principi etici di associazioni come l'ANFAS, che hanno appunto il dovere di fare le cose mantenendo un livello di qualità assoluto, ed è quello a cui noi non vogliamo rinunciare. Abbiamo parlato di adeguamento dei sistemi tariffari, ma ci sono ancora delle tariffe che non vengono valutate, che non esistono. Beh, in questo momento no, parliamo in particolare del sistema delle cure domiciliari, che c'è da dire che in Sardegna in molte ASL sono molto sviluppate come rete. Il sistema di acquisizione dei contratti fino adesso è stata quella della gara d'appalto, quindi soffriamo un pochino di disomogeneità nelle tariffe e anche delle modalità di intervento. Adesso, proprio il 25 di ottobre, la Regione Sardegna ha fatto proprie le indicazioni della conferenza Stato-Regioni circa il fatto che anche le cure domiciliari debbano essere erogate in regime di accreditamento, e sono state emanate le linee guida, le schede con i requisiti generali di funzionamento delle cure domiciliari. Ora il passo successivo è ovviamente quello di stabilire le tariffe che noi auspichiamo siano rispondenti alle reali esigenze e che siano coerenti con tutti i costi legati al personale, legati all'utilizzo dei dispositivi e quant'altro, agli spostamenti necessari, perché un'attività domiciliare presenta delle difficoltà diverse rispetto a un'ambulatoriale, e auspichiamo anche un coinvolgimento nostro, di chi si occupa di erogare i servizi al tavolo per stabilire la corretta quantificazione delle tariffe.
Quali sono i rapporti con l'assessore alla sanità? I rapporti sono sporadici, nel senso che è evidente che il sistema sociale delle cooperative abbiamo funzionato non bene ma benissimo, in qualche caso abbiamo anche sostituito la sanità pubblica che i problemi ce li ha e li conosciamo tutti. Non ci siamo aspettati e non ci aspettiamo né medaglie né ringraziamenti, ma almeno il rispetto dei ruoli. Quindi ci aspettiamo che l'assessore alla sanità e il presidente Solinas convochino immediatamente un tavolo serio in cui si confrontino le parti. Il sistema cooperativo è a disposizione, come ha sempre fatto, durante il Covid e il post-Covid. Non ho bisogno di ricordare anche qualche sacrificio umano che abbiamo avuto dei soci delle cooperative di non poco conto. Siamo a disposizione per continuare a dare una mano al sistema sanitario, naturalmente nel rispetto delle regole e, come hanno detto i colleghi, nel rispetto delle tariffe e dei ruoli dell'RSA, perché altrimenti rischia di saltare. E se saltiamo noi, salta tutto. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 2 giornate di lavoro per comunità portuali, innovazione, competitività ed efficienza in vetrina a Sfax, nel nord della Tunisia, per un confronto coordinato dagli specialisti del CIREM, il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell'Ateneo Cagliaritano, per il lancio e la presentazione della Western Living Lab, che aggrega università, camere di commercio, imprese e operatori di 5 paesi europei con un budget di 3,5 milioni di euro per la formazione degli operatori del settore autotrasporto.
Western Living Lab, laboratorio permanente per la facilitazione del trasferimento tecnologico tra gli attori della ricerca e dell'industria del progetto TechLog. Il CIREM è il coordinatore del programma, il Technological Transfer for Logistics Innovation in Mediterranean Area, avviato nel 2021, si chiuderà nel dicembre del prossimo anno. In Tunisia, a Sfax, un porto che può diventare strategico, ma noi pensiamo anche ai nostri porti, ai porti della Sardegna, che da questo progetto che si chiama TechLog possono trarre giovamento. Professore, è così? E tutta la comunità imprenditoriale, produttiva ed economica della Sardegna può trarre giovamento da questo progetto TechLog. In due parole, TechLog vuole cercare di armonizzare ed ottimizzare gli standard di lavoro all'interno dei porti per fare in modo che il Mediterraneo possa diventare sempre più competitivo dal punto di vista del trasferimento e della movimentazione delle merci, e sappiamo che c'è in atto in questo momento una grande sfida sui porti del Mediterraneo, dove la Sardegna vuole giocare un ruolo di primo piano, e quindi certamente questo ruolo di primo piano passa anche o soprattutto per un miglioramento degli standard portuali e per un innalzamento del livello e della qualità degli operatori che operano all'interno del porto, e noi con TechLog intendiamo fare questo. Ecco, TechLog mette assieme una serie di partner, proviamo a riassumerli. Allora, TechLog intanto è un progetto finanziato dal programma europeo ENI CBC Med, che ha tra l'altro nella Sardegna sede, presso la regione Sardegna, sede dell'autorità di gestione, quindi è l'unico programma europeo che è gestito direttamente dalla regione Sardegna, quindi questo per la Sardegna è un motivo d'orgoglio. Abbiamo due partner italiani, e cioè noi, il CIREM, Università di Cagliari, del quale appunto io sono il referente scientifico e la professoressa Serra la coordinatrice tecnica, poi abbiamo la Camera di Commercio di Livorno, che è l'altro partner italiano, un partner spagnolo che è la Scuola Europea di Intermodalità, e poi 3 paesi dalla sponda sud del Mediterraneo, la Tunisia attraverso l'Università di Sfax e la Camera di Commercio di Sfax, dove siamo stati ospiti la settimana scorsa, l'Egitto con l'Arab Academy, che è una grossa università di Alessandria, più altri 2 partner che sono il SIBA e la Camera di Commercio sempre di Alessandria, e poi abbiamo la Camera di Commercio di Beirut come partner libanese. Qual è il DNA del progetto, se dovessimo tradurlo in un linguaggio divulgativo? Allora, diciamo le parole chiave sono innovazione, cioè cerchiamo di migliorare gli standard dei lavoratori passando per l'innovazione, e infatti introduciamo noi il tema della simulazione e dei simulatori per migliorare la qualità del lavoro portuale. Quindi primo tema innovazione. Il secondo cooperazione, ovvero sia questo è un progetto di cooperazione fra partner, quindi i partner si mettono assieme per decidere insieme quali standard comuni ci devono essere, quindi in futuro immaginiamo che gli operatori del porto di Cagliari o del porto di Olbia o di Porto Torres possano avere standard comuni rispetto a quelli dei porti di Alessandria o di Port Said piuttosto che non di Beirut o di Tunisi. Il terzo elemento è invece il tema legato al trasferimento tecnologico, università e imprese che lavorano insieme. Da questo punto di vista è un modello nuovo che stiamo cercando, ma già da tempo la nostra università sta cercando di mettere assieme, creando queste connessioni tra il mondo dell'università e il mondo dell'impresa, in maniera tale che la ricerca possa essere tradotta in attività per le imprese, e le imprese possano migliorare, possano fare in modo che l'università esca dalle aule e poi si riversi sul territorio. La professoressa Serra è docente di fondamenti di trasporti. I simulatori del centro di Monserrato sono ovviamente una delle chiavi del progetto TechLog. Qual è il primo successo che si ha con i simulatori, a partire dalla didattica, perché la ricerca e la didattica in questo caso poi tutte e due assieme portano al territorio? Qual è il DNA? Allora sì, i simulatori di guida sono l'elemento chiave del progetto TechLog, sono lo strumento tecnologico principale che il progetto utilizza per promuovere questo trasferimento tecnologico, in particolar modo legato al tema della formazione. I nostri laboratori di ricerca
dispongono di 2 importanti simulatori di guida, un simulatore di gru portainer e un simulatore di autobus all'occorrenza camion, insomma può essere shiftato in modo da poter essere utilizzato per l'una o per l'altra mansione. Questi simulatori costituiscono per noi un elemento chiave sia per la nostra attività di ricerca. Da tempo noi con questi simulatori portiamo avanti diversi filoni di ricerca sia di base che di ricerca applicata, e attraverso il progetto abbiamo la possibilità appunto di rafforzare questi temi di ricerca, quindi soprattutto andando a rafforzare anche i legami che noi abbiamo già con importanti imprese di autotrasporto, imprese di logistica sarde, e andando anche a crearne delle nuove. I simulatori poi ovviamente sono utilizzati anche nell'ambito della didattica, noi li utilizziamo molto anche con gli studenti, perché ci consentono di attuare tutta una serie di attività, ci consentono anche di garantire il monitoraggio di queste attività attraverso dei piani di formazione standardizzati, che consentono anche di valutare ad esempio le performance degli operatori, e quindi noi abbiamo importanti anche ricerche sul tema ad esempio della sicurezza, sia sicurezza alla guida sia la sicurezza durante la movimentazione ad esempio delle attività portuali. Questi progetti triennali, no? Quindi 3 anni di lavori con degli step di vario tipo, quale c'è un momento più difficile dal punto di vista anche della contabilità, che è il suo settore, di altri? C'è un momento, forse quello finale, qual è il momento dove c'è maggiore impegno e bisogna stare attenti? Allora, sicuramente il momento iniziale è molto importante proprio dal punto di vista del coordinamento della spesa, per capire chi può fare e chi non può fare, anche in relazione alle varie procedure che ogni partner, ogni ente sostanzialmente ha. Ma soprattutto la parte finale, come diceva lei, è molto importante, perché lì si raccolgono le fila di quelle che sono le spese, e quindi di quello che si è fatto e di quello che ancora si può fare e si deve fare per raggiungere poi gli obiettivi del progetto. Abbiamo un budget totale di 3,5 milioni di euro e un contributo dell'Unione Europea di 3 milioni di euro, di cui circa 900.000 sono in capo all'Università di Cagliari, di cui una buona parte verrà utilizzata per l'acquisto di simulatori o comunque il rimodernamento dei simulatori, mentre un'altra parte molto consistente sarà legata alle spese di personale, con anche delle assunzioni che sono in corso al momento in relazione in particolare al direttore di uno dei Living Lab che verrà istituito, e anche di una segretaria sempre dei Living Lab, e poi di un facilitatore che ugualmente aiuterà praticamente le attività legate proprio al Living Lab. Vincenzo Corazza, amministratore delegato del CTO e anche di Cagliari Ro-Ro Terminal, realtà fondamentali, perché anche il profano capisce che in un porto, senza queste entità, senza il governo di queste aziende, di uomini, di risorse, di macchinari, non si può andare avanti. Qual è la vostra partecipazione dentro il progetto TechLog? Beh, di fatto noi possiamo esportare una situazione abbastanza moderna, quindi diciamo proiettata nel futuro. Il nostro ruolo nell'ambito di TechLog è quello di portare innovazione tecnologica, certamente in quei paesi che ancora non si è sviluppata appieno. Noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni avanzate per poter formare i lavoratori futuri, portarli a nuove tecnologie. Questo è il nostro obiettivo principale. Secondo lei cosa può essere l'immediato beneficio per Cagliari, ma anche Olbia, Porto Torres, Arbatax, Oristano? Beh, il beneficio potrebbe essere questo: l'innovazione tecnologica porta sempre beneficio. L'importante è preparare il lavoratore, cioè colui che poi deve operare, prepararlo a queste nuove tecnologie, perché lo sappiamo, la tecnologia anche nei porti sta stabilendo dei parametri impensabili nel passato. Oggi invece siamo in grado, attraverso la formazione professionale, di rendere più consapevole il lavoratore e di ottenere risultati in termini anche di sicurezza, di ambiente, dei risultati migliori con nuove tecnologie.
Si è svolto l'evento finale dell'Hackathon Monumenti Aperti 2022, una challenge centrata sulla sperimentazione e dimostrazione delle possibilità offerte dalle piattaforme digitali nei processi creativi. L'Hackathon Monumenti Aperti 2022, dal titolo La creazione di contenuti sui social per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, organizzato da Opificio Innova, realizzato in partnership con Imago Mundi e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna Innois, intende promuovere soluzioni innovative per la sperimentazione e dimostrazione delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali e dai social nei processi di fruizione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale sardo al centro dell'edizione 2022 di Monumenti Aperti. L'iniziativa ha visto 2 sfide in parallelo, una social challenge e una in presenza, che si sono svolte da inizio novembre e sono terminate con l'evento finale di premiazione che ha avuto luogo nella sala eventi di Opificio Innova. Ed eccoci con Diego Coroni di Opificio Innova. Che cosa è accaduto in questo fine settimana? Beh, questo fine settimana è importante, c'è la premiazione all'evento finale di Hackathon 2022, iniziativa e copromossa da Opificio Innova insieme a Innois con il contributo di Fondazione di Sardegna in partnership con Monumenti Aperti e Imago. Quello che abbiamo fatto è una raccolta di candidature dal mondo social, del digitale, dell'impresa culturale e creativa per progetti che valorizzano i beni culturali. Questo perché immaginiamo che l'enorme patrimonio culturale e archeologico della Sardegna sia una leva per lo sviluppo. Abbiamo raccolto candidature, progetti, soluzioni ed oggi andremo a premiare le migliori che poi potranno diventare veri e propri progetti di impresa. La cultura e la storia della Sardegna, le sue tradizioni protagoniste in questo 2022? Assolutamente, parliamo tra l'altro in un contesto dove abbiamo un visitor center fatto proprio con Fondazione Monteprama su uno dei grandi asset del patrimonio culturale e archeologico della Sardegna, che sono i giganti. Penso però che questa iniziativa, anche la partecipazione che ha visto di istituzioni come la Sovrintendenza e la Regione, segni l'importanza della cultura e del patrimonio e della loro trasformazione per attrarre talenti e per promuovere sviluppo. In questo percorso siete stati accompagnati dall'amministrazione regionale? Assolutamente, sempre questo. La Regione, tanto ci troviamo in un contesto come quello di manifattura dove siamo in una partnership pubblico-privata insieme a Sardegna Ricerche e la Regione poi è un'istituzione che in moltissime delle occasioni, dei lavori e dei progetti che facciamo ci accompagna, ci sostiene e svolge una funzione di partner. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino.
Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Manifattura Tabacchi l'evento di chiusura del progetto di Sardegna Ricerche della Fondazione Centro Marino Internazionale denominato Ostrinnova seconda fase, con indirizzo al potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura nell'isola, individuando nuovi siti per l'allevamento delle ostriche nei compendi lagunari della Sardegna. I risultati della sperimentazione hanno evidenziato che le lagune di Sena Rubia ed Arborea, Corrussitiri e Marcedì, nella laguna di Cabras e in quella di Nora sono molto adatte per l'allevamento del mollusco, che vanta il maggiore valore di mercato. In quelle acque la crescita delle due specie studiate, l'ostrica concava del Pacifico e l'ostrica piatta europea, è risultata essere molto rapida e con ottimi tassi di sopravvivenza. Gli studi condotti nei laboratori della Fondazione Centro Marino Internazionale fanno ben sperare nelle possibilità di produrre seme di ostriche in Sardegna a partire dalle ostriche locali. Ostrinnova è uno dei progetti cluster promossi da Sardegna Ricerche, finanziate grazie ai fondi regionali del programma europeo 2014-2020 ed è nato con l'obiettivo di individuare e costruire opportunità a favore delle imprese nel campo dell'ostricoltura nella nostra regione. In questa sua seconda fase, finanziata interamente con fondi regionali, il progetto ha esteso le proprie attività a diversi siti al fine di valutarne l'idoneità, individuare le tecnologie applicabili e testare il potenziale produttivo e la sostenibilità dell'allevamento. Siamo in chiusura di trasmissione e andiamo ad approfondire quanto abbiamo visto, un progetto, un cluster di Sardegna Ricerche che ha un impatto sull'enogastronomia regionale, che si affaccia al mondo di un prodotto di alta classe, di nicchia come l'ostrica. Sì, parliamo di uno studio condotto da Sardegna Ricerche, finanziato da Sardegna Ricerche insieme alla sua società del parco, il Centro Marino Internazionale di Oristano, che vuole cercare di incrementare l'allevamento delle ostriche in Sardegna. Le ostriche sappiamo che sono un prodotto enogastronomico di nicchia che in passato era, diciamo, prerogativa forse della Francia, che stiamo portando in Sardegna. Questo studio ha permesso di approfondire, diciamo, delle tecniche per il miglioramento qualitativo, soprattutto parliamo dell'ostrica concava e dell'ostrica piatta, e ha permesso anche di studiare dei siti lagunari, degli stagni che sono ottimali per l'allevamento delle ostriche. Parliamo della laguna di Nora, parliamo degli stagni di Cabras, parliamo di altre lagune dell'Oristanese. Quindi un impatto che se verrà sviluppato come auspichiamo, avevamo in questo progetto numerose cooperative di pescatori, allevatori, contiamo che queste nuove tecniche porteranno a un incremento dell'allevamento delle ostriche in Sardegna, ma un allevamento di ostriche di vera eccellenza. Quindi un impatto per la Sardegna e per i territori nel quale verranno allocati questi allevamenti di notevole interesse per l'economia. Si va a chiudere un 2022 che è nato sotto i migliori auspici, alle spalle la pandemia, o almeno il momento più difficile.
gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sardegna Ricerca fino a che punto è riuscita a impattare in questo discorso? Intanto Sardegna Ricerca è principalmente organismo intermedio della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione dei fondi comunitari, soprattutto i fondi POR FESR. Noi adesso stiamo per partire col nuovo piano dei fondi POR che metterà in campo tantissime risorse economiche. Con questo poi col Centro Regionale di Programmazione si sta facendo un discorso di creare una governance per governare questa marea di risorse economiche che stanno arrivando con PNRR, POR, Fondo Sociale Europeo, tanti soldi che devono trovare intanto una rispondenza con progetti interessanti che non siano un dispendio solo di risorse ma che portino davvero a una crescita economica, quindi a uno sviluppo economico della Sardegna. Quindi cercheremo di coordinare tutte queste risorse insieme alla Regione per arrivare ai migliori risultati. Dottoressa Serra, un'ultimissima curiosità, nel vostro lavoro vi raccordate con le altre organizzazioni, Università di Cagliari e Sassari, CRS4? Intanto il CRS4 è una nostra società dove Sardegna Ricerca è socio unico, quindi è una nostra società del parco che è una nostra, diciamo, sorella. Le università e i centri di ricerca, parlo anche del CNR, sono i nostri partners fisiologici perché noi siamo l'ente strumentale della Regione che stimola la ricerca e il trasferimento tecnologico insieme ai centri di ricerca, soprattutto della Sardegna. Quindi il collegamento è quotidiano. È un 2023 che sarà quindi pieno di progettualità. Un 2023 carico di impegni per il quale ci stiamo preparando tutti quanti per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Tutto questo con un personale con un'età media molto bassa? Allora, l'età media del personale non è molto bassa, però stiamo facendo un rinnovo, quindi un ringiovanimento perché stiamo portando dentro nuove risorse. Noi abbiamo appena finito i concorsi per la stabilizzazione dei nostri ex giovani precari da alcuni anni. Sardegna Ricerca li sta portando definitivamente in ruolo, stiamo parlando di una ventina di persone e nel nuovo piano di assunzioni sono previste anche altre nuove risorse e col POR saranno previste ulteriori risorse, quindi una bella potenza di fuoco. Un discorso che è anche molto legato, e queste siamo alle conclusioni, alla formazione, perché ho visto che passate dall'Aga Spirulina, un progetto di Sardegna Ricerca molto importante, alla robotizzazione del lavoro in oreficeria. Sì, Sardegna Ricerche è un ente che si occupa a 360 gradi di innovazione, nuove tecnologie e ricerca. Quindi partiamo dall'agroalimentare, all'agroindustria, all'aerospazio e alla robotica. Noi abbiamo dei laboratori dove si fanno corsi di robotica anche per i gioiellieri, tant'è che abbiamo fatto dei corsi per utilizzare con i gioiellieri delle nuove tecnologie per produrre dei gioielli di altissima qualità. Tridimensionali. Tridimensionali, noi abbiamo delle stampanti tridimensionali veramente importanti. Ed eccoci con Stefano Guerzoni che è il presidente di IMC ed è una organizzazione che ha sede a Torre Grande e che ha avuto il compito di valutare quali fossero le acque migliori in Sardegna per allevare le ostriche. Certo, noi abbiamo fatto un lavoro di monitoraggio e di classificazione delle acque adatte per la coltivazione delle ostriche con lo scopo poi di fare delle sperimentazioni di aumentare la produzione delle ostriche di questa nostra isola. Come sono le ostriche sarde? Le ostriche sarde, quelle che per adesso sono commercializzate, sono ottime, ci sono i produttori di San Teodoro, c'è mi pare Sant'Agilla e Tortolì per adesso. E le sperimentazioni invece sono state fatte anche negli stagni dell'Oristanese, Corus Ittiri, Senarrubia e Cabras. E Nora. E Nora, esatto, e anche Nora.
Come sono le ostriche? Per adesso possiamo dire che crescono benissimo, le acque sono di ottima qualità e le cooperative di pescatori hanno interagito in maniera ottimale con i ricercatori, che questo è un argomento molto difficile da risolvere, molto importante per la buona riuscita dei progetti. E adesso ci ripromettiamo di estendere ad altre zone vocate la sperimentazione in modo tale da rendere tutta la Sardegna possibilmente uno dei più grossi produttori di ostriche del Mediterraneo in potenza. L'ostrica è un prodotto di nicchia, sicuramente tra i molluschi è quella che ha il valore di mercato più alto. Certo, è un prodotto di nicchia che viene importato massicciamente in Italia e quindi la produzione che può essere fatta in Sardegna potrebbe contribuire anche a ridurre il disavanzo commerciale della nostra nazione, oltre che ad aumentare il prodotto interno della Sardegna. Quindi si potrebbe arrivare ad esportare in tutta Italia l'ostrica sarda? Penso proprio di sì. L'ostrica sarda, mi tolgo una curiosità, è più vicina all'ostrica piatta europea o a quella del Pacifico? Allora, non esiste un'ostrica sarda originale finora, perché le ostriche che vengono commercializzate sono un'ostrica del Pacifico che vengono acquistate il seme in Francia e poi dopo viene venduto. Noi abbiamo iniziato una sperimentazione con l'ostrica piatta, che è un'ostrica locale, però anche in questo caso utilizzando per adesso il seme prodotto in Francia, perché non esiste uno schiuditoio che produce semi in Sardegna. Il primo sperimentale è al Centro Marino Oristano. Comunque l'ostrica sarda è molto simile a quella corsa, quella francese, è abbastanza diversa da un punto di vista genetico a quella del nord Europa. E andiamo all'approfondimento con Paolo Mossone, che è direttore di IMC. Come nasce la sua esperienza con i molluschi e con l'ostrica in particolare? Allora, noi siamo partiti da un'ipotesi di lavoro che era quella di aumentare la produttività delle lagune della Sardegna senza gravare su altre specie già pescate o già allevate e senza creare problemi alla biodiversità e agli equilibri ecologici, e nell'ostrica abbiamo trovato l'organismo ideale per questi obiettivi. È più difficile allevare le ostriche o le arselle e le cozze? Ma allora, per quello che abbiamo potuto vedere, noi, intanto l'arsella diciamo è un caso a parte, perché l'arsella si alleva il seme ma poi si deve seminare e raccogliere, mentre quella delle cozze e delle ostriche è un ciclo produttivo completo. E probabilmente quella delle ostriche è la più difficile, la più complessa, anche se non è eccessivamente complessa, comunque richiede delle attrezzature particolari e anche la produttività può variare parecchio a seconda delle metodologie produttive. Secondo lei riusciremo a ottenere un'ostrica di grande qualità che si distingua a livello nazionale? Siamo già riusciti, sì. Assolutamente la risposta è positiva, la Sardegna ha delle condizioni ideali per molti versi, alcuni produttori hanno ottenuto dei risultati veramente lusinghieri, commerciali, e sono stati apprezzati addirittura nella Francia, che è considerata a livello europeo la patria delle ostriche dal punto di vista soprattutto gastronomico oltre che produttivo. Questo discorso può portare un giovamento importante nel prodotto interno lordo dell'iticoltura in Sardegna? Sì, naturalmente è un processo graduale, però il fatto è che dobbiamo renderci conto che delle risorse, tra altre cose demaniali, come le lagune, delle risorse produttive, devono essere utilizzate nel rispetto dell'ambiente naturalmente, però devono essere utilizzate al meglio. Quindi questo significa che non ci possiamo, a mio parere, più permettere di mantenere le lagune semplicemente come dei luoghi di pesca. La pesca si fa e si deve continuare a fare naturalmente, ma si può fare anche altro senza che le attività interferiscano e creando un effetto cumulativo dal punto di vista del reddito.